L'attività della Questura di Agrigento nel 2022, oggi conferenza stampa. I consigli dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali per Capodanno. Quello di Cattolica Eraclea è stato un delitto per futili motivi, l'assassino già in carcere. Dalla Regione un sostegno per il lavoro delle donne. Buongiorno da TVA Notizie. L'attività della Polizia di Stato nel 2022 nell'Agrigentino. A tracciare il bilancio il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci. Arturo Cantella ha seguito la conferenza stampa. Conferenza stampa del questore di Agrigento, stamani Rosa Maria Iraci per avviare un bilancio dell'attività della questura di Agrigento per l'anno in corso. I dati tracciati del questore sono favorevolmente positivi, i reati in genere rispetto allo scorso anno sono diminuiti di circa 10.368 nel 2020 a 10.483 nel 2021, nel 2022 sono scesi a 9.697 con una variazione del 7,50%, gli arresti ai fermi sono diminuiti da 736 dello scorso anno a 604 del 2022. La maggiore attenzione viene assorbita dall'arrivo dei migranti che quest'anno sono aumentati raggiungendo quota 1.220 con 41.532 arrivi, cosa che ha impegnato tutte le articolazioni della questura e dei vari commissariati periferici. Le raccomandazioni del questore arrivano anche per questo fine anno in vista delle festività, con un'attività di controllo capillare del territorio. Un'altra raccomandazione viene fatta ai genitori di controllare maggiormente i propri figli per evitare risse come quella successa a Natale, i cui componenti erano per lo più minorenni. È stato un anno molto faticoso, ma siamo soddisfatti dei risultati ottenuti perché lo sforzo che abbiamo messo per cercare di continuare a controllare il territorio implementando le pattuglie per garantire il prodotto sicurezza ai cittadini ci ha premiato in una deflezione dei reati commessi nella provincia e in un aumento enorme delle persone controllate e dei veicoli controllati. Per ciò che riguarda il dato provinciale assoluto siamo ad un più 37% di persone controllate. Siamo arrivati addirittura a controllare persone sottoposte a misure privative della libertà personale, misure di sicurezza e di prevenzione che supera le 40.000 unità. Pertanto è un'attività che nonostante la pesantezza del fenomeno migratorio che grava questa provincia come è notorio, non abbiamo abbassato la guardia per ciò che riguarda invece la sicurezza provinciale e le misure di prevenzione messe in atto per evitare che i reati vengano commessi. In aumento anche i controlli locali della Movida? Abbiamo fatto molto sforzo sin dall'estate scorsa a controllare i locali della Movida, sia con servizi predisposti sulla base delle direttive del signor Prefetto nei comitati di pubblica sicurezza, sia nei controlli che noi abbiamo fatto di carattere amministrativo sui locali in cui chiaramente i giovani si riuniscono. Abbiamo sospeso molte licenze perché abbiamo visto o che non si rispettavano i dettami previsti per la sicurezza dei locali da ballo o perché gli esercizi pubblici erano ricettacolo di persone controindicate o di pregiudicati. Attenzione alta per quanto riguarda il Capodanno? L'attenzione è molto alta per quanto riguarda il Capodanno, noi non andiamo in ferie, le nostre pattuglie controlleranno e stiamo esaminando tutte le documentazioni che ci hanno presentato per poter autorizzare le feste di fine anno e controlleremo chiaramente tutti coloro che faranno festa abusivamente, per cui saranno contravvenzionati. Voi ci siete, ma ci devono essere anche i cittadini. È chiaro che in questo la collaborazione dei cittadini ci aiuta molto, sia nelle segnalazioni di feste di cui ci sfugge la Commissione, sia nel testimoniare, una volta che noi interveniamo e controlliamo, nel testimoniare ciò che hanno visto magari prima dell'intervento nostro. Anche la collaborazione dei gestori dei locali pubblici è importante, che spesso fanno finta di non vedere quello che succede. Sì, sicuramente anche il titolare della licenza ci può dare più di una mano nel cercare di farci capire cosa è successo all'interno del locale, come si è svolta una
commissione di un reato e chiamarci nel caso in cui vede qualcosa che non va bene, in modo da permetterci un intervento senza danni all'incolumità pubblica, chiaramente senza che si sfoci in una rissa a colpi di sedia. Sempre più frequenti appunto le risse tra i giovani, il video di questi giorni lo dimostra. Più frequente no, non lo direi assolutamente, perché sono state di molto inferiore numericamente a quelle successe nell'anno passato e questo ci conforta nel darci ragione delle misure di prevenzione adottate nei riguardi di tanti ragazzi che, identificati per una rissa e denunziati all'autorità giudiziaria, sono stati impediti nel poter andare allo stadio, nel frequentare alcuni locali. Pertanto questo ci ha dato ragione, perché il dato è assolutamente diminuito. Sappiamo che negli ultimi giorni è stata commessa una rissa e stiamo cercando di lavorare per cercare di addivenire all'identificazione degli autori. Quali sono le prospettive, le aspettative per il 2023? Le aspettative per il 2023 è di lavorare sempre con maggiore sicurezza sul territorio e di avere anche una maggiore collaborazione da parte dei cittadini per ciò che riguarda l'attività che noi con grande fatica mettiamo in campo. C'è un'attività di controllo per i botti di fine anno? Certamente sono attività che noi facciamo di consueto, è stato da poco rinvenuto un grosso quantitativo di materiale esplodente, è stata arrestata una persona nella scorsa settimana. Sono delle attività che ci chiaramente demanda il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e che noi facciamo tutti gli anni per cercare intanto di evitare i danni prodotti dalle materie esplodenti e per sequestrare tutto ciò che è illecito e illecitamente detenuto. Proteggere gli animali dai botti di Capodanno. I consigli dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali. Si chiede ai comuni ordinanze per vietare i botti. Ad Agrigento, l'ordinanza c'è, ma bisogna farla rispettare. L'inizio dell'anno è alle porte e ripropone il solito problema dell'esplosione di petardi e fuochi artificiali. Per informare i proprietari di cani e gatti su come comportarsi per metterli in sicurezza durante la notte di Capodanno, in particolare durante le feste, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, meglio conosciuta come OIPA, ha realizzato un video decalogo per evitare morti, ferimenti e smarrimenti dei quattro zampe terrorizzati. Non è raro che gli animali impauriti scappino dai giardini e dai cortili, perdendosi o finendosi in vestiti. Animali più anziani e cardiopatici possono addirittura morire di infarto. E anche la fauna selvatica, gli uccelli, gli animali dei parchi e dei boschi, spaventata dal frastuono, dall'improvvisa luce, si disorienta schiantandosi contro gli alberi, i muri e le vetrate o i cavi elettrici, o finendo addirittura sotto le auto. Anche le lanterne cinesi, fatte spesso volare in occasione del Capodanno, possono causare ferimento e la morte di animali. Alcuni comuni italiani hanno messo in cantiere già delle ordinanze per vietare l'utilizzo dei petardi per i festeggiamenti del Capodanno, ma sono sempre troppo poco coloro che non rinunciano a questa anacronistica tradizione anche per l'esiguità dei controlli volti a reprimere chi non rispetta le regole. Per evitare che l'ultimo giorno dell'anno si trasformi in un dramma, una tragedia per gli animali, è stato realizzato dall'OIPA un decalogo con le regole e i suggerimenti per mettere in sicurezza e rassicurare il proprio familiare. Teniamo gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi. Non lasciamoli soli, stiamo loro vicini, mostrandoci tranquilli e cercando di distrarli. Non lasciamoli in giardino, teniamo in casa o in un luogo protetto gli animali che abitualmente vivono fuori per scongiurare il pericolo di fuga. Teniamo alto il volume di radio o televisione chiudendo le finestre e le persiane. Lasciamo che si rifugino dove preferiscono, anche se si tratta di un luogo che normalmente è loro vietato. Durante le passeggiate teniamoli al guinzaglio, evitando anche di liberarli nelle aree per gli animali per evitare fughe dettate dalla paura. Facciamo visitare l'animale da un veterinario comportamentalista affinché valuti la possibilità di una terapia di supporto.
Evitiamo soluzioni fai da te, somministrando tranquillanti, alcuni sono addirittura controindicati e fanno aumentare lo stato fobico. Organizziamo una gita fuori porta per trascorrere il Capodanno in luoghi lontani dai centri urbani e dai rumori forti e improvvisi. Chiediamo al nostro comune un'ordinanza contro i botti e sensibilizziamo l'opinione pubblica su quanto questi inutili rumori possano essere dannosi per gli animali domestici e selvatici. Un delitto per futili motivi, quello di Cattolica Eraclea, dove è stato ucciso un uomo e con l'autore già in carcere. Arturo Cantella. Un 52enne di Cattolica Eraclea è stato ucciso a coltellate in via Agrigento. Il diverbio sfociato in un omicidio sarebbe scaturito a quanto pare per futili motivi dovuti all'alcol. I carabinieri già preso e portato in caserma il presunto responsabile. La vittima del delitto è Carmelo Contalini, di anni 52, di professione muratore, arrestato quasi in flagranza di reato. Il presunto responsabile dell'omicidio, un pensionato di 66 anni. Pare che la vittima e il presunto assassino si conoscessero da tempo, erano vicini di campagna, i loro terreni confinanti. Il 66enne è stato bloccato mentre si stava dirigendo verso la stazione dei carabinieri che voleva costituirsi. Giovanni Ferrera, un pensionato di anni 66, dinanzi al pubblico ministero, il procuratore aggiunto Salvatore Velli e il sostituto Paola Vetro, si è avvalso della facoltà di non rispondere sul consiglio del suo avvocato Ignazio Martorana. Sequestrata l'arma, un coltello a serramanico, consegnato spontaneamente dall'indagato agli investigatori, la procura ha già predisposto e si terrà nei prossimi giorni l'autopsia della vittima. Pare che l'indagato abbia sferrato al torace del muratore 52enne un'unica coltellata. Il pensionato adesso sarà accompagnato in carcere. Procura e carabinieri continuano intanto ad indagare sul movente. Non è escluso, ma non ci sono ancora conferme ufficiali, che fra i due vi fossero già stati alterchi e liti a causa dei terreni di campagna confinanti. Presenti il procuratore di Agrigento Salvatore Vella, il sostituto Paola Vetro, il comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Stingo, addolorato il primo cittadino di Cattolica Eraclea, Santino Borsellino, che afferma come una comunità è sotto shock, l'ennesimo omicidio che si consuma nella nostra provincia e soprattutto alla fine dell'anno. Siamo tutti sotto shock, conoscevo entrambi i protagonisti, afferma il sindaco Borsellino, di questa tragedia ed erano delle persone tranquille. Come amministrazione ci siamo subito messi a disposizione dei carabinieri per fornire loro elementi utili a ricostruire la dinamica. Recentemente la nostra provincia è stata interessata a diversi atti di violenza sfiorati in omicidi, come quello del 29 novembre all'interno di un poliambulatorio di Favara. È stato ucciso il cardiologo di anni 62 Gaetano Alaimo, ad ucciderlo il 47enne Adriano Vetro, subito arrestato dai carabinieri. Quindi il 3 di dicembre a Racalmuto sono stati trovati ammazzati i corpi di Giuseppe Sedito e della moglie Rosa Sardo, massacrati da colpi di accetta. Ad eseguire l'atroce atto il figlio dei due coniugi, Salvatore, di anni 34. Il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, parla dell'aeroporto di Catania e fa il punto sul caro voli. Era un aeroporto con 10 milioni di transiti l'anno che guarda però già a È assolutamente un motivo di orgoglio, ne parlavamo prima insieme al presidente Schifani rispetto al fatto che l'aeroporto di Catania è certamente uno degli aeroporti più importanti d'Italia. Noi dobbiamo molto lavorare, però questo orgoglio ce l'abbiamo, ma abbiamo anche un senso di responsabilità rispetto ai tanti siciliani che sono stati costretti e sono costretti a pagare cifre esorbitanti per ritornare a casa, soprattutto durante il periodo pasquale e natalizio. Pertanto c'è un lavoro sinergico che stiamo avendo col governo nazionale, non tanto per mettere solo dei soldi, stanziare dei fondi per contribuire al rientro, perché significherebbe ancora di più arricchire le compagnie aeree, ma invece dobbiamo lavorare affinché ci possa essere un equo prezzo da pagare, un tetto massimo, così come avviene o è avvenuto in passato in regioni come la Sicilia, e quindi mi riferisco chiaramente alla Sardegna, facendo valere il principio di insularità. Ecco, è possibile pensare quello che si riteneva una volta, una piccola compagnia di bandiera siciliana? Ci sono stati tanti tentativi in realtà. Sì, e non le nascondo che ho avuto anche un'interlocuzione di recente proprio
proprio per il tema. Tutto deve essere valutato e le scelte devono essere fatte in maniera ponderata, non bisogna fare dei carrozzoni, non bisogna speculare ancora sulla pelle dei siciliani, ma creare le condizioni migliori, perché se non le facciamo ora non credo che ci possano essere momenti migliori di questo. Ma c'era un lavoro che è stato fatto anche dal precedente governo e non le nascondo che è una delle priorità tra l'Assemblea e anche il governo regionale per capire qual era lo stato dell'arte e soprattutto vedere di mettere poi delle risorse all'interno di quello che deve essere un principio, di quello che deve essere una norma. Quindi non le nascondo che è diciamo all'ordine del giorno. E un sostegno per il lavoro delle donne arriva dalla regione siciliana. Vediamo. Dalla Regione un sostegno concreto all'inserimento lavorativo delle donne. L'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, diretto dall'assessore Nuccia Albano, ha valutato positivamente le istanze presentate da 61 imprese siciliane per un finanziamento di oltre 9 milioni di euro nell'ambito dell'avviso 31 Lavoro Impresa Artigiana Donne, misura del programma operativo del Fondo Sociale Europeo. I primi 21 decreti di impegno sono stati già adottati e per gli altri in corso di validazione della progettazione esecutiva propedeutica all'emissione delle somme. Si tratta di percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio di imprese di donne disoccupate o inoccupate residenti e domiciliate sul territorio siciliano da almeno 6 mesi al momento della candidatura, con un'età compresa tra i 16 anni e i 56 anni compiuti, che hanno assolto agli obblighi di istruzione e formazione. Sono destinatari della misura anche le donne che hanno subito violenza ai sensi della legge del 15 ottobre 2013 119 e le donne extracomunitarie, purché in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo con asilo o protezione di tipo sussidiaria sul suolo italiano da almeno 2 anni. Confermiamo l'impegno del governo regionale a sostenere l'occupazione femminile e ridurre le disparità di genere attraverso gli strumenti di autoimprenditorialità e delle valorizzazioni di un patrimonio prezioso come l'artigianato, afferma il presidente della regione siciliana Renato Schifani, ritenendo particolarmente importante inoltre offrire nuove opportunità alle fasce deboli e alle donne che vivono in condizioni di disagio sociale e familiari. La Regione vuole contribuire così a sostenere le donne che intendono avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso l'acquisizione di competenze di base per avviare nuove imprese nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale. Questo quanto dichiarato dall'assessore al lavoro Nuccia Albano. Viene inoltre data la possibilità per l'assessore di rivitalizzare mestieri e tradizioni artigiani a rischio di estinzione, valorizzando le professionalità. Le 3 azioni previste sono l'orientamento del percorso formativo, la formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio in impresa artigiana e l'accompagnamento alla creazione di impresa. Le prime 2 rappresentano la base per imparare un mestiere, quello dell'artigiano, che si acquisisce solo attraverso un percorso formativo basato sull'apprendimento pratico in un rapporto diretto maestro-artigiano. Infine, attraverso l'avvio di nuove imprese artigiane si valorizza l'identità siciliana. Destinazione Agrigento, una panoramica sugli eventi di ieri e di oggi e quelli previsti per domani. Il servizio di Arturo Cantella. Un pomeriggio intenso di iniziative, quelle della rassegna natalizia denominata Destinazione Agrigento 2022, con un'ampia partecipazione riservata allo sport, ad esempio al Pala Moncada di Porto Empedocle, il torneo di basket Natale in Casa Fortitudo, lo spettacolo ad Agrigento al Circolo Empedocleo con Silent Night, voci e suoni di Natale. Oggi, mercoledì 28, alla Biblioteca Lucchesiana sarà la volta della presentazione del libro Sono cose che passano di Pietrangelo Buttafuoco. Più tardi si proseguirà al Teatro Pirandello alle ore 20:30 con il concerto The Gospel Night. Sempre al Teatro Pirandello domani sera particolarmente atteso il concerto dell'artista nostrano Osvaldo Loiacono sul palco con le note dell'anima. Venerdì penultimo dell'anno alle ore 18 in via Atenea marcerà il complesso bandistico Bellini di Agrigento, mentre nella chiesa Madonna della Catena di Villa Seta si svolgerà la cantata dei pastori. Alle ore 19, sempre venerdì nell'ex collegio dei Filippini, debutterà lo spettacolo Ti presento il Natale in Sicilia, itinerario natalizio di Sicilia tra canti, recitazioni e video dalle 17:30. Il calendario completo dell'attività è consultabile sul sito Facebook
Facebook e Instagram di Destinazione Agrigento, organizzata dal Comune di Agrigento in collaborazione con la Fondazione Teatro Luigi Pirandello, il Distretto Turistico Valle dei Templi, l'Ente Parco della Valle dei Templi e il sostegno del Ministero del Turismo e dell'Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo. Promozione del Borgo di Girgenti. C'è un finanziamento del Ministero dell'Interno. Agrigento risulta vincitrice del bando per il rilancio del patrimonio artistico del Ministero dell'Interno con il progetto per la promozione del Borgo di Girgenti, un regalo di Natale per il centro storico della nostra città, grazie al finanziamento di 194.539,60 euro destinato ad attività culturali e turistiche. Si tratta di un incentivo del Ministero dell'Interno destinato a sostenere e rilanciare le piccole e medie città d'arte e dei borghi che hanno subito notevoli perdite durante il Covid. Fondi destinati alla realizzazione di laboratori della memoria intersettoriali per la creazione di un percorso esperienziale, iniziative volte ad aumentare la fruizione del centro storico, l'inclusione attraverso il superamento delle barriere architettoniche, del Museo Civico di Santo Spirito, attività di formazione della cittadinanza e una strategia di marketing con la realizzazione di infopoint diffusi e di un festival dei 5 sensi per scoprire l'arte. 259 sono stati i comuni ammessi a partecipare alla selezione, 170 i progetti presentati che la commissione esaminatrice ha valutato. Agrigento si è classificata con il punteggio di 77,25, viene così ammessa al finanziamento superando città ben più importanti dalla grande storia come Assisi, Positano e Siena. Un risultato raggiunto grazie al lavoro svolto duramente il mio assessorato, dichiara Francesco Picarella, già assessore al Comune di Agrigento, fatto di impegno e attenzione per la nostra città, per valorizzare e promuovere il suo centro storico come attrattore principale del territorio. È un impegno che non si conclude. Cambia il clima e cambia l'agricoltura in Sicilia. Intervista al docente Paolo Inglese. Ma direi che sta cambiando, non c'è un momento in cui è iniziato a cambiare, è una cosa molto graduale. Noi ci accorgiamo chiaramente qui all'Ortobotanica, avendo 5.000 specie, che succedono alcune cose, cioè ci sono delle piante che muoiono, delle altre invece che stanno molto meglio, delle altre che cambiano la fenologia, cioè il modo in cui appaiono le diverse fasi delle piante, quando fioriscono, quando fruttificano, quando mettono le foglie. Certamente c'è più caldo. C'è più caldo e ovviamente cambia anche l'agricoltura, tra virgolette. Ci sono adesso si sta spingendo verso questi frutti tropicali, ovviamente ne parlavamo poc'anzi, mango, avocado, ma anche il caffè. Era impensabile che si potesse fare caffè in Sicilia, invece piano piano, gradualmente si sta arrivando su questo asse. Guardi, l'interesse per le specie tropicali in Sicilia è antichissimo. Savastano, un grandissimo studioso all'inizio del Novecento, ad Acireale introdusse una quantità enorme di nuove specie e scrisse un volume. Da noi il professore Calabrese per anni, negli anni 70, 60, 70, 80, 90 ci ha lavorato. Oggi il professore Farina, anche io, sono laureato in agricoltura tropicale e subtropicale a Firenze, ho specializzato. E il caffè, dopo l'avocado e il mango è arrivato il caffè. Il caffè arriva perché c'è una richiesta delle imprese finali, cioè di chi fa la torrefazione del caffè. E questa è una cosa interessante e ha una ragione specifica, cioè avere nel proprio basket, nella propria produzione, anche una minima parte di una filiera, oggi si direbbe a chilometro zero, termine che io non amo, ma comunque di prossimità, completamente fatta da noi, dal campo fino al sacchetto e fino alla tazzina, è certamente una cosa che ha un grandissimo valore, se non economico, mediatico, e quindi diventa economico. È una produzione bandiera, piccola, non stiamo pensando di diventare nell'Africa, nella Colombia, stiamo pensando di dare alle imprese siciliane l'opportunità di distinguersi. L'anno che verrà a Partinico, nel Palermitano.
Ascoltiamo il sindaco Pietro Rao. L'obiettivo principale rimane quello di poter utilizzare i fondi del PNRR, aprire un grande cantiere, avvieremo tutte le procedure, delle cose che abbiamo detto e che per tanti erano delle opere faraoniche. Spero di mettere in cantiere il palazzetto dello sport per accogliere anche, diciamo, la popolazione dei paesi qui vicini, non soltanto agli eventi sportivi ma anche agli eventi musicali e culturali. Assieme a questo faremo partire anche altre cose. Non possiamo non pensare alla questione ambientale. Abbiamo già avuto un incontro con la distilleria Bertolino, ne avremo un altro nei prossimi giorni. Cercheremo di mettere a punto una strategia per accorciare i tempi per la delocalizzazione. Questa amministrazione vuole essere amica di tutte le aziende, anche della Bertolino, nel rispetto delle regole e dei ruoli. Possiamo pensare che ci possa essere sviluppo, occupazione, e questo significa anche fare tornare i nostri figli che sono tutti fuori. Se riusciamo a fare partire queste cose, io dico che noi già il 90% del nostro programma lo abbiamo realizzato. Ci vogliono i tempi di realizzazione, di delocalizzazione. Vogliamo essere un polo importante per tutte le imprese. A gennaio apriremo uno sportello di concerto con l'assessorato alle attività produttive. Abbiamo già avuto qualche interlocuzione con i datoriali che si occupano di imprese, quindi assistenza, accompagnamento, assistenza alle start-up, all'impresa al femminile. Stiamo cercando di trovare la formula che ci consenta di creare una sorta di condominio orizzontale e convincere le persone a rifare le facciate e quindi a migliorare il decoro urbano. Lo vogliamo fare affrontandolo sotto un punto di vista pratico, cioè diremo alle persone: questa è la quota parte che devi pagare. 56 milioni di euro in favore dei soggetti esclusi dal mercato del lavoro. Oltre 56 milioni di euro sono stati stanziati per l'aggiornamento, il miglioramento e il reinserimento lavorativo di quei soggetti esclusi dal mercato del lavoro, come percettori di reddito di cittadinanza, di NASPI o di DISCOL, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili o meglio conosciuti come ASU, già individuati nel piano attivato regionale dal Programma Nazionale Garanzia Occupabilità dei Lavoratori. Si tratta di risorse a valere sui fondi PNRR, finanziate dall'Unione Europea con Next Generation EU, Missione 5, Inclusione e Coesione. L'avviso è destinato agli enti di formazione professionale accreditati presso la Regione Siciliana. È stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della formazione professionale per l'attuazione del programma GOL. Il bando completa l'azione di riforma delle politiche attive del lavoro che, oltre a GOL, prevede anche un piano per le nuove competenze, il potenziamento dei centri per l'impiego e il rafforzamento del sistema duale. Con questo avviso, spiega l'assessore all'istruzione e formazione professionale Turano, intendiamo principalmente accompagnare le persone, soprattutto quelle che presentano particolari situazioni di svantaggio e fragilità, in un percorso volto al miglioramento delle proprie competenze, all'ingresso e all'inserimento nel mercato del lavoro, garantendo la centralità della persona, la libertà di scelta in linea con le priorità del PNR. La gran parte dei percorsi verranno attivati, prevedono il rafforzamento delle competenze digitali. Agli enti di formazione professionale viene chiesto di offrire percorsi formativi di aggiornamento per quei lavoratori già in possesso delle competenze spendibili e percorsi di riqualificazione per quelli rimasti lontani dal mercato di lavoro con competenze non adeguate ai fabbisogni richiesti. Nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata, la prima annualità per l'attuazione delle misure previste
previste dal presente avviso sono messi a bando oltre 10 milioni di euro per i percorsi di aggiornamento, ben 46 milioni di euro per i percorsi di riqualificazione. Gli enti potranno presentare la domanda di partecipazione al catalogo dell'offerta formativa anche in forma associata nell'apposita piattaforma GOL, seguendo le procedure indicate nell'avviso. La piattaforma sarà disponibile a far data dal 30° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana a partire dal giorno di apertura del sistema informatico e saranno prese in considerazione le istanze pervenute nei primi 30 giorni. E adesso la pausa per la pubblicità. A tra poco. Risanamento e riqualificazione della città di Messina. Vediamo quali saranno i prossimi appuntamenti. Questa nuova management che si è insediato con il sottoscritto a capo della Presidenza sta portando avanti in continuità con quella che è stata la linea e l'indirizzo amministrativo politico di Cateno De Luca, adesso con Federico Basile. Quindi è stato avviato veramente un programma molto interessante. L'obiettivo è quello di terminare questo quinquennio e quindi alla guida del sindaco Basile l'intero sbaraccamento e la riqualificazione dell'intera città. Proprio oggi abbiamo consegnato siamo entrati nel possesso delle chiavi di 18 alloggi che consegneremo a breve, quindi il primo sbaraccamento per quanto riguarda via Natale Catanoso e poi subito dopo la via Rosso da Messina, e poi si inizierà anche concordamente con quelle che sono le indicazioni del prefetto di Stani, la via Taormina e poi una serie di altre attività che già sono in cantiere sostanzialmente. C'è un'ottima collaborazione in sinergia tra Arisme e il Comune, quindi è la figura del sindaco Basile e il prefetto di Stani, quindi i rapporti sono ottimi, di grande collaborazione, stiamo lavorando assolutamente in linea, in sinergia. Dobbiamo assolutamente ricordarci che l'opera che ha iniziato l'ex sindaco Cateno De Luca resterà negli annali e nella storia, perché le baracche a Messina ormai insistono da tantissimi anni, come voi sapete. Bisogna ricordare, come proprio ha detto anche il sindaco Basile di recente, che Messina è arrivata anche, la città di Messina, il comune di Messina è arrivato anche primo, classificando primo per la graduatoria nazionale per quanto riguarda i fondi del Pinqua, 100 milioni. Quindi da lì avvieremo una serie, già sono pronti una serie di progetti per riqualificare ovviamente tutte le aree sbaraccate, sostanzialmente dando dignità, come la stiamo dando anche di recente. Adesso abbiamo accelerato assolutamente i tempi proprio per ridare dignità alle famiglie proprio nel periodo natalizio e dare loro l'opportunità di abbandonare finalmente le baracche e avere una vita dignitosa e degli alloggi ovviamente nuovi. E restiamo a Messina per parlare di un prelievo di organi al Policlinico. Un dono che accende la speranza tipica di questo periodo di festività. Sono stati prelevati nei giorni scorsi, presso l'azienda ospedaliera universitaria Martino di Messina, gli organi di un paziente ricoverato in terapia intensiva e morto per un'ischemia cerebrale. I parenti dell'uomo di 72 anni hanno subito accolto positivamente la proposta della donazione, così fegato, reni e cornee sono stati prelevati dall'equipe dell'Ismet di Palermo per essere trapiantati in pazienti in lista d'attesa, un prezioso regalo reso possibile grazie al sì dei familiari a quella macchina organizzativa che si mette in moto ogni volta che si prospetta tale opportunità, a gestire tutte le fasi del processo che accompagna il donatore, il coordinamento locale per la donazione e i trapianti di organi e tessuti dell'azienda ospedaliera universitaria messinese. Un lavoro di squadra molto complesso che nelle diverse fasi di un processo donativo coinvolge numerosi operatori sanitari, non solo medici e infermieri di terapia intensiva, ma anche di numerose altre specialità, tra le quali medici legali, neurologi, radiologi, cardiologi, tecnici di neurofisiopatologia, senza dimenticare gli specialisti della microbiologia e della virologia che contribuiscono a garantire la sicurezza del paziente ricevente.
È il primo prelievo eseguito, ricorda il dottor Pugliatti, responsabile del coordinamento, dalla morte di Gaetano Alessandro, il presidente dell'associazione Donare e Vita, che aveva fatto della cultura della donazione di organi la sua stessa ragione di vita. Quando si prospettava la possibilità di un prelievo, ricorda il dottor Pugliatti, Gaetano era sempre in prima linea. Lui, che aveva ricevuto in dono un cuore, voleva trasmettere con la sua presenza, le sue parole, la sua stessa vita, il significato concreto della donazione di organi. Lo ricordo perché ogni volta che si determinavano le condizioni per una donazione, Gaetano era in prima linea anche per supportare le famiglie. Ogni prelievo di organi è una testimonianza di quanto i trapianti siano una terapia salvavita, un esempio concreto per l'opinione pubblica per adottare in vita una scelta consapevole, esprimendo il proprio sì alla donazione. Carta di identità elettronica per minori. Le novità previste. Adesso chiaramente riparlano di togliere la dicitura padre e madre dai documenti, perché la famiglia è un nemico, l'identità nazionale è un nemico, l'identità di genere è un nemico, tutto quello che ci definisce per loro è un nemico. È il gioco del pensiero unico. Ci devono togliere tutto quello che siamo, perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici, noi saremo privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti. Sulla carta di identità resterà per tutti la dicitura padre e madre. Il governo ha così deciso e non si torna alla possibilità di scrivere genitore 1 e genitore 2. Non basta quindi la sentenza del Tribunale di Roma, che ha accolto il ricorso di una coppia che aveva di fatto ribaltato il decreto Salvini del 2019. Secondo il governo bisogna fare diversamente, la decisione presa del Ministero della Famiglia insieme a quello dell'Interno è di continuare sulla strada tracciata del leader della Lega e di proseguire con la dicitura madre-padre e con l'addio di fatto alla possibilità di ricorrere al genitore 1 e 2 nei casi in cui si tratti di due padri o di due madri. Maglietta sotto il fatto che ormai c'è qualcuno che vuole vendere una società al contrario, però togliere dai moduli nel nome la mamma e il papà non stanno né in cielo né in terra, quindi... Come spiega la Repubblica, la decisione è stata confermata anche dal ministro della famiglia Eugenia Roccella per le coppie omosessuali, quindi non ci saranno altre possibilità se non quella di dichiarare che si tratti di una madre e di un padre, altrimenti potranno provare a far ricorso per farsi riconoscere la dicitura genitore 1, genitore 2, come confermato da Roccella a Repubblica. Quindi il governo non applicherà la sentenza del Tribunale di Roma, poiché si tratta a giudizio dell'esecutivo di una decisione individuale, tanto che Roccella parla di molto rumore per una decisione che non varrebbe al di fuori della singola coppia che ha vinto il ricorso. Sulla carta d'identità, conferma il ministro, resteranno le diciture padre e madre. Il governo in sostanza non cambierà né i moduli né il software per stampare le carte d'identità. Il Tribunale di Roma aveva così accolto il ricorso di una coppia che si riteneva discriminata per non poter mettere la dicitura genitore 1, genitore 2 sulla carta d'identità. Per i giudici il rischio è che con questa legge, quella del 2019, gli uomini possono risultare come madri e le donne come padri. Difatti viene condannata proprio la rappresentazione falsa della realtà, tanto da parlare di rischio di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico quando si dichiara la genitorialità di un sesso diverso. I ricorrenti hanno vinto quindi la loro battaglia legale, ma ancora non è cambiato nulla, come racconta una delle due mamme. Da novembre infatti l'anagrafe del comune non ha ancora consegnato la nuova carta d'identità, poiché il Viminale non ha cambiato appunto i moduli. Secondo il ministro della famiglia, quindi, una famiglia che vuole vedersi riconosciuta senza dover per esempio scrivere come padre una donna può sempre far ricorso, ma va detto che l'esito dei ricorsi non è scontato. La decisione del Tribunale di Roma crea sì un precedente, ma i giudici possono anche decidere diversamente e poi fare il ricorso delle spese elevate.
L'avvocato Alexander Schuster, esperto di casi simili, spiega a Repubblica che i costi vanno dai 6.000 ai 12.000 euro, quindi con questa strategia del governo 3/4 delle coppie omogenitoriali lascerà perdere, ovviamente indotta dagli alti costi, per fare in modo che sulla carta d'identità vengano riportate le diciture genitore 1 e genitore 2. Esistono però dei sistemi, dei trucchetti, come spiega Schuster. Uno in particolare, il decreto del 2019 infatti prevede che la dicitura madre e padre sia obbligatoria per le carte d'identità elettroniche, non per quelle cartacee. Oggi, anche se solo in alcuni rari casi, è possibile richiedere la carta di identità cartacea. Per esempio, lo si può fare in caso di urgenza per un viaggio immediato. Deve essere però il funzionario comunale a chiudere un occhio e dunque permetterlo, fingendo per esempio che ci sia una vera urgenza anche quando quest'ultima non c'è. Bene, era questa l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.